avevo già fatto alcuni rilievi, insomma, all'interno della seduta del comitato che ha trattato le clausole sulla norma e effettivamente il dato, a parte quello che hanno già ricordato i colleghi precedenti, ecco, eh, che deve farci riflettere questi famosi, cioè la maggior parte di queste persone, o quanto più o meno la metà, percepiscono 50 euro di sconto all'anno, quindi penso che non sia una cifra che possa cambiare la vita alle famiglie della nostra regione, voglio dire, no? E che poi probabilmente sarebbe anche interessante capire dove sono, dove hanno la residenza queste persone che prendono 50 euro. Probabilmente scopriremo che sono quelle che vivono più vicino comunque ai confini, perché l'ho detto proprio la scorsa settimana, avevo fatto, neanche questa mi pare, insomma, ho fatto la IRI proprio sul tema del carburante e della scontistica che noi applichiamo. Ovviamente appena riaperti i confini vediamo, soprattutto noi che abitiamo in quelle zone, nuovamente, anche se ora per andare a fare benzina in Slovenia ci vuole il Green Pass, ma comunque le persone continuano ad andare in Slovenia, perché comunque il beneficio che hanno dalla scontistica regionale è minore rispetto al prezzo che trovano dall'altra parte. E se poi ci mettiamo vicino, come sappiamo bene, non è che vanno di là solo a fare benzina, ma vanno a prendere anche altri beni. Il danno, fra virgolette, che ne abbiamo credo sia grande. C'è però da dire che mi trovo anche d'accordo con quanto detto dal consigliere Onsel, perché è- sono risorse che noi togliamo, diciamo così, alla transizione ecologica, alla transizione e le investiamo comunque alle fonti fossili, perché di fatto questo è. E poi magari ci sono persone che stanno ancora aspettando il bonus regionale per l'acquisto della macchina elettrica, no? Perché abbiamo avuto anche queste segnalazioni, quindi abbiamo i soldi per aiutare ad abbassare il costo della benzina, ma non abbiamo i soldi per rispettare gli impegni che abbiamo preso con quei cittadini che si sono comprati la macchina elettrica e poi aspettano ancora il contributo da parte della regione. Ed è vero perché cioè, davanti al rapporto che ha fatto poco fa eh, l'Europa, insomma, sui cambiamenti climatici, cioè lì non si parla più di misure da mettere in cambio per bloccare il cambiamento climatico, ma si parla solo di misure per mitigare, per rallentare. Quindi il treno l'abbiamo già perso, cioè non possiamo più fare nulla per invertire questa rotta e questa strada che abbiamo imbarcato. Possiamo alleviare le sofferenze delle generazioni future cercando di mettere qualche toppa qua e là ai danni che noi abbiamo fatto, perché poi alla fine sono le nostre generazioni, le generazioni passate che hanno provocato i danni all'ambiente. Però veramente, cioè, davanti a queste tragiche, voglio dire, sia relazioni, perché appunto, cioè, 50 euro non cambia la vita a nessuno, penso, e davanti al futuro che abbiamo e che ci si prospetta, io veramente non la vedo bene, per quanto si possa cercare di appunto mettere i tappi e i buchi nella botte che perde acqua, ma non vedo un futuro roseo e quindi veramente io mi auguro che si arrivi finalmente e presto a una proposta di modifica che veramente a questo punto, se deve rimanere proprio ed solo ed esclusivamente per aiutare le famiglie che non hanno al momento la possibilità di sostituire la propria autovettura e che veramente magari li aiutiamo con un contributo più cospicuo, ma uno che ha il Ferrari credo che
possa andare a fare anche benzina a prezzo pieno.